Buonasera, ben trovati ai telespettatori, anche questa sera Fatti Nostri, Governatore per un'ora, grazie per l'attenzione con cui ci state seguendo e che vorremmo sperare fosse un segnale che sconfessa quegli osservatori secondo cui si prospetta l'avanzata del partito dell'astensione. Perché dico questo? Perché in fondo le elezioni, comunque la si pensi, comunque sia, sono un momento di democrazia ed è un momento di democrazia anche quello che abbiamo scelto di proporre attraverso questa edizione speciale di Fatti Nostri, dando la poltrona per un'ora, per una sera, ai candidati presidenti della Regione Veneto. Ormai manca una settimana, la settimana prossima avremo altri due appuntamenti con altri due candidati, ma il candidato di questa sera ve lo presenta Edoardo Pittalis, a cui passo il microfono, e poi ci presenterà anche gli ospiti di questa sera che rappresentano un po' i mondi, gli interessi che ci sono cari. Ricordo, prima di lasciare la parola a Edoardo, che avete un numero per mandare anche i vostri SMS, per fare anche voi le vostre domande al candidato di questa sera. A te, Edoardo. Ecco, siamo al nostro quinto appuntamento. Il candidato di questa sera è Gianluca Panto, si presenta con la lista Partito Nazionale Veneto. È il nostro quinto appuntamento, dicevo. Per una sera almeno i candidati alla Regione possono sentirsi governatori, hanno certamente tutti ambizioni, programmi, sogni diversi, differenti, ma il bello della democrazia è quello di poterci credere, almeno sino all'ultimo. Panto è un trevigiano, 45 anni, ingegnere, conduce l'azienda di famiglia, come vedremo dopo dai vari filmati, ha una grande passione per la pesca subacquea. Gli ospiti che questa sera rivolgeranno domande a Panto esprimono la società veneta alla quale Panto si rivolge. Abbiamo dalla sinistra un giovane Nicolò Moroni, fa parte del coordinamento degli universitari di Verona, poi un giornalista del Corriere Veneto, Alessio Antonini, ancora Maurizio Capogrosso, del presidente dell'Associazione delle Scuole Cattoliche di Venezia, infine Francesco Bressan, coordinamento genitori delle scuole materne del Veneto, che dopo vi dirà anche un sito nel quale loro hanno posto molte domande ai futuri governatori del Veneto. Ancora dalla sinistra il giornalista e scrittore Piero Ruo. Poi abbiamo Fulvio Dalzio della segreteria regionale della CGIL, provinciale della CGIL, la nostra Valentina Voi che vi leggerà gli SMS che commenteremo in diretta, ancora a chiudere Roberto Bonato del Fondo di Solidarietà di Padova, poi vi dirà esattamente, lui rappresenta il mondo del volontariato, e infine ancora uno studente, un giovane, questa volta non universitario ma vicino alla maturità, Antonio Schiavon è della quinta dell'Istituto Belzoni di Padova. Quindi abbiamo fatto il giro, siamo riusciti a capire tutto. Prima di passare alla pubblicità, una domanda così velocissima a Panto: ma pesa questo cognome in campagna elettorale? Ma guardi, molti mi hanno attaccato per questo motivo. Si chiama Panto è che uno può cambiare l'anagrafe. Nessuno può cambiare l'anagrafe, non c'è dubbio. Per noi sicuramente questo rappresenta un vantaggio competitivo, ma non ci spaventa. Siamo veneti e per noi le difficoltà sono una normale condizione al contorno, l'urgenza anche, le sfide non ci preoccupano. Per quanto riguarda il nome, io ho un programma, quindi se c'è qualcuno che fa delle osservazioni... in qualche modo parente con Panto? Io sono un cugino. Comunque il mio curriculum, guardi, è disponibile su internet, può essere visto da tutti perché è pubblico e penso che non ci sia nessun candidato che possa esprimere né un programma né un curriculum come il nostro, quindi non temiamo le sfide da questo punto di vista. Ma è anche la sigla del partito? La sigla del partito, voi PNV. Noi siamo PNV perché ci siamo ispirati al partito indipendentista scozzese, lo Scottish National Party, quando abbiamo fondato il nostro partito, visto che siamo anche stati a fare scuola di politica sia dagli scozzesi che ai catalani, abbiamo scelto questo nome per questo motivo. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco, grazie.
Siamo tornati in studio, governatore per un'ora, per una sera, il nostro ospite candidato alla presidenza della regione questa sera è Gianluca Panto, Partito Nazionale Veneto. Vediamo subito come lo raccontano gli amici in questo filmato fatto da Francesca Iuculano. Gianluca Panto, 45 anni, imprenditore trevigiano, sposato con 2 figli. Si è laureato in ingegneria civile, si è subito interessato di information technology fondando una software house e adesso dirige con successo l'azienda industriale di famiglia. Ma vediamo di conoscere un po' meglio questo candidato per la presidenza della Regione Veneto per le prossime elezioni 28 e 29 marzo, anche in una maniera diversa, quindi non solamente in ambito politico, e lo facciamo attraverso le parole di un suo amico, un amico con il quale Gianluca Panto condivide una passione particolare. Quale? La subacquea. Gianluca ed io ci siamo conosciuti, sarà ormai 6-7 anni fa, e ci siamo conosciuti solamente tramite la subacquea ed è lì iniziato un rapporto che per chi fa subacquea sa cosa vuol dire. Nel tempo ho avuto modo di apprezzare Gianluca dal punto di vista sia sportivo ovviamente, ma soprattutto umano, e se sono diventato amico suo è perché ha dei lati caratteriali e umani decisamente superiori alla norma, secondo me. Cosa intendo? 2 parole su cosa vuol dire essere amici in subacquea. Subacquea si fa in due sottoacqua vuol dire che ognuno è responsabile della vita dell'altro. Io sono diventato molto amico di Gianluca e l'ho frequentato molto, ed è stata una cosa chiaramente reciproca, perché abbiamo capito che entrambi siamo 2 persone di cui ci si può fidare, nel senso che io mi sono fidato dopo un po' di immersione, un po' di esperienza, mi sono fidato ciecamente nel mettere la mia vita nelle sue mani sott'acqua. Ora siamo con un amico di Gianluca Panto di vecchissima data, siamo con Marco Scruffari. Lui e Gianluca si conoscono da ben 32 anni, dai tempi del liceo. Marco, com'era Gianluca quando era ragazzo? Con Gianluca ne abbiamo fatte tante assieme. Gianluca era un ragazzo così, che aveva sempre un'intelligenza molto creativa, aveva sempre un punto di vista particolare su ogni cosa, però era anche famoso per la sua proverbiale distrazione e questo così, lo rendeva anche così, simpatico, si rideva molto di lui per queste cose. Dovessi descrivere Gianluca in poche parole, che cosa diresti, Marco? Beh, è un grande amico. Ecco, questa era la prima scheda che presentava Panto, incominciano ad arrivare gli sms. Valentina, cosa dicono? Gli sms che sono arrivati finora sono di sostenitori di Panto, ma invitiamo gli ascoltatori anche a porci qualche questione specifica, qualche domanda che desiderano porre a Panto. Ma cosa dicono le prime dei sostenitori? Panto, crediamo in te, ci devi togliere da questo mondo di ladroni, oppure bravo Panto, continua così, noi crediamo in te. Ecco, quindi aspettiamo anche qualche voce un po' dissonante. E partiamo subito con i giovani. Nicolò Moroni, che è dell'Unione Universitaria di Verona, cosa vuol chiedere al candidato Panto? Io essenzialmente avevo 2 domande. La prima è su una realtà, quella veronese della Glaxo, che è un rinomato polo di ricerca all'interno dell'università, anche all'interno dell'Università di Verona, o sbocco lavorativo per i giovani ricercatori che si trovano a studiare. Qual è secondo lei la risposta che può dare, se fosse governatore della Regione Veneto, a questa situazione? È una brutta gatta da pelare questa. Noi dobbiamo metterci nelle condizioni di queste società che vengono in Italia, sono state in Italia e poi a un certo momento decidono di andare via. Non credo che la crisi economica sia l'unico motivo per cui il nostro territorio non è più attrattivo per gli investitori stranieri. Bisogna cercare di fare benchmark, capire perché ci sono altri paesi più favorevoli di noi, probabilmente è un fattore anche di fiscalità. Questo può essere uno di questi motivi qua, dobbiamo avere una tassazione più leggera per attrarre nuovi investimenti sul nostro territorio. Anche di complicazione burocratica, bisogna semplificare di più, costo del lavoro troppo alto, non siamo competitivi da questo punto di vista. La Glaxo ha deciso di gettare la spugna e forse noi avremmo dovuto lavorare di più per cercare di trattenerla nel nostro territorio.
Restiamo nel mondo del lavoro, dal zio della segreteria della CGIL, non è solo la Glaxo quella che può preoccupare in questo momento il Veneto. Che cosa sta accadendo? Nel Veneto sta accadendo quello che sta accadendo purtroppo anche nel resto del paese. Nel Veneto l'anno scorso, nel 2009, ha segnato un meno 5% del prodotto interno lordo del Veneto. I dati occupazionali sono estremamente preoccupanti. Nel solo 2009 nel Veneto ci sono state più di 80 milioni di ore di cassa integrazione. È diminuita l'occupazione. Nella sola provincia di Padova tra il 2009 e il 2010 si perderanno 20.000 posti di lavoro. Ecco, questi semplici dati insomma, sono lì a testimoniare di una situazione di crisi, di difficoltà che sta attraversando l'Italia e il Veneto, ovviamente, essendo uno dei paesi, delle regioni più importanti. Ecco, io voglio chiedere se, qualora diventasse governatore, quali sono appunto i propositi, insomma, sapendo giustamente, come ha detto, che non giustamente, il costo del lavoro in Italia non è più alto rispetto ad altri paesi, siamo più bassi rispetto ai paesi con cui dovremmo confrontarci, le buste paga dei lavoratori non sono certamente quelle adeguate, quelle che possono confrontarsi con Francia, Germania e altri paesi, siamo al 15° posto. Ecco, io non credo che solo attraverso l'intervento fiscale si possa riconsegnare potere d'acquisto, serve molto molto di più. Vorrei capire cosa pensa appunto il candidato presidente. Rispondo subito. Noi siamo un partito indipendentista, abbiamo messo a punto un programma economico, il nostro staff l'ha fatto, l'economista del nostro gruppo è il professor Pizzati, docente di economia a Venezia, è laureato negli Stati Uniti, lui ha vissuto parecchio tempo negli Stati Uniti fin da ragazzo, si è laureato alla Georgetown University, attualmente è consulente della Banca Mondiale. Quindi abbiamo in casa un macroeconomista di alto livello. Noi abbiamo esaminato il bilancio dello Stato Italia per quanto riguarda quello che attiene il Veneto. Noi versiamo 70 miliardi di euro allo Stato Italia, ne riceviamo circa 15 dal punto di vista effettivamente monetario, 9 vengono dati alla Regione, 6 vengono distribuiti ai comuni, poi lo Stato attraverso i servizi propri che ci dà, la nostra aliquota di esercito, la nostra aliquota di ambasciate e così via, le strade statali, la scuola pubblica, ce ne dà in servizi altri 35, almeno questo è quello che dicono loro in base ai loro conti e ai loro bilanci, che poi anche quelli sarebbero da verificare. C'è un differenziale di 20 miliardi di euro. Nel nostro programma economico noi abbiamo sviluppato la pretesa di diminuire la pressione fiscale fino all'attuale spesa pubblica e quindi questo comporterebbe una riduzione della pressione fiscale del 25%, avremo quindi la possibilità di portare l'IVA al 15% e conseguentemente aumentare la spesa pubblica, quindi non ridurre la spesa pubblica con l'avanzo di cassa disponibile dal nostro nuovo bilancio come Stato indipendente, aumentando la spesa pubblica per i servizi ai cittadini di circa il 25%. Naturalmente facendo questo saremo in grado di adeguare lo stipendio di operai e impiegati ai livelli europei. Possiamo fare per esempio l'esempio della nostra vicina Austria, dove a causa di una tassazione diversa in busta paga si possono arrivare ad avere 1.700-1.800 euro e le imprese sarebbero tassate alla stessa aliquota del nostro confinante Austria, intorno al 25%. Sentiamo qualche sms così vediamo che cosa viene fatto. È arrivata una richiesta specifica, una segnalazione da un telespettatore o da una telespettatrice che ci segnala che alla ULSS 8 di Asolo, Castelfranco e Montebelluna vogliono togliere il part-time. Questo sarebbe un problema soprattutto per le donne e chiede, Panto, cosa ne pensi di questa situazione? Dunque la sanità veneta secondo me è una sanità di eccellenza, non è vero che non funziona. Ci sono delle criticità dovute a problemi di bilancio, probabilmente questo è uno di quei punti
cioè si vuole tagliare per ridurre la spesa pubblica, quindi si vogliono tagliare poi possibilità per i lavoratori di questo tipo che vanno a incidere sulle fasce più deboli della popolazione. E restiamo a settori per i quali si vuole sempre tagliare. Bonato rappresenta un mondo vessato spesso, sul quale piovono tagli, sul quale non esistono molte certezze. Che cosa vuol chiedere Bonato al candidato? Se le date il microfono, ecco. Sì, beh, intanto allora devo dire un po' il mondo, no? Il mondo del volontariato, ecco, che ha molte forme di manifestarsi, di realizzarsi, di collaborare all'interno della società civile. Ecco, io credo che siano certamente migliaia le realtà associative presenti nel Veneto e centinaia, più di 100.000 senz'altro, anche i volontari. Ecco, la realtà che in questo momento io rappresento è una realtà di volontari che cercano di sollecitare iniziative a favore di chi sta perdendo il lavoro, ha perso il lavoro e fa fatica a ritrovarlo. Ecco, allora, una prima domanda può essere questa, cioè per il rilancio dell'occupazione a favore delle fasce meno tutelate, delle fasce più deboli, ecco, c'è qualche iniziativa che potrebbe essere presentata in termini rapidi, veloci, ecco, da una nuova amministrazione? Guardi, noi lavoriamo su 2 livelli. Primo livello, secondo noi, è il sistema che non funziona e questo, per riformare il sistema, naturalmente c'è un programma di medio e lungo termine. Noi siamo un partito indipendentista, secondo noi all'interno dello Stato Italia, finché la condizione resterà questa, non si riusciranno a fare riforme. Qui è tutto lento, polveroso, questo è uno Stato vecchio, i veri artisti, i veri innovatori non riescono a portare avanti le loro politiche. Quindi per riformare il nostro Stato noi rilanciamo il Veneto indipendente. Attraverso la costituzione di un Veneto indipendente noi potremo portare finalmente avanti delle politiche serie di rilancio dell'occupazione. Primo, le imprese avranno possibilità di operare in un territorio con una più bassa fiscalità, sarà possibile quindi un rilancio dell'occupazione, lo Stato non deve fare le fabbriche, d'accordo? I privati devono fare le proprie attività imprenditoriali perché siamo in una società di libero mercato. In una società sana, dove gli imprenditori possono operare liberamente, le persone che perdono il lavoro avranno la possibilità di trovarne 2 di lavori, cioè bisogna creare un tessuto economico che dia a chi perde il lavoro più possibilità di ritrovarne poi successivamente degli altri. Naturalmente bisognerà accompagnare le persone dalla fase in cui perdono il lavoro alla fase in cui ne trovano un altro e questo può essere applicato anche da subito, quindi le do una risposta anche per l'immediato. Secondo noi servono centri dell'impiego più aggressivi. Io sogno, così come abbiamo il consulente per i telefonini, no? Che quando devi fare un contratto ti chiama subito, considerando che una persona che non lavora è comunque un costo per la società, a volte ci sono anche problemi di comunicazione, nel senso che le persone che perdono il lavoro non sanno dove andare, hanno bisogno di assistenza, ci sono molte opportunità per loro anche di migliorarsi attraverso dei corsi di aggiornamento, hanno bisogno di sostegno anche psicologico, hanno bisogno di confrontarsi, di trovare delle altre persone con cui parlare e questo favorirebbe molto di più il reinserimento. E poi naturalmente ammortizzatori sociali perché se i periodi sono molto lunghi mancano i soldi. Sentiamo un giovane, Alberto Schiavon. Cosa vuol dire sentirsi dire... nel tuo futuro c'è uno che dice noi vogliamo un Veneto indipendente. Appunto, è una cosa veramente molto strana. Appunto, io volevo chiederle, lei sente veramente il coinvolgimento dei giovani nel suo progetto di questo Veneto Stato? Invece noi siamo nati in una generazione in cui le nostre generazioni sono nate nella Italia Stato. È un cambiamento veramente radicale. Cosa ne pensa lei? Sente il coinvolgimento degli studenti, dei giovani nel suo progetto? Guardi, le spiego, usciamo e sdoganiamo un attimo il fatto che l'indipendenza significa secessione, significa rintanarsi in un angolino, significa fallire, no?
Uno Stato non è altro che un gruppo di cittadini che vivono in un certo territorio che organizzano la propria società, l'amministrano, amministrano la propria vita sociale, vivono in quel territorio lì. Nello stato attuale della nostra storia, nel XXI secolo, io sono convinto che il mondo si tarerà progressivamente verso una dimensione più efficiente degli Stati. Gli Stati più efficienti dal punto di vista economico sono quelli tarati con una dimensione che va dai 2, 3, 4 fino ai 6, 7 milioni di persone. Questo è un fatto naturale, è un fatto della storia. Noi veniamo dal passato, abbiamo una tradizione di stati ottocenteschi molto grandi, che avevano necessità di avere queste dimensioni per un motivo strutturale, cioè dovevano avere degli eserciti, dovevano avere una situazione di equilibrio contro altri stati che potevano teoricamente attaccarli, mentre è più logico ed è più opportuno nel mondo moderno avere degli stati piccoli, efficienti e leggeri, quali poi alla fine possono vivere, creare delle comunità ulteriori per governare processi economici e sociali comuni in cui hanno comuni interessi, quindi possono poi sviluppare monete comuni, eliminare le frontiere, fare mercati comuni e così via. Sentiamo qualche sms, vediamo cosa dicono i lettori, i telespettatori. Un telespettatore appunto ci pone il problema di una doppia candidatura per la questione indipendentista. Come pensate di convincere 5 milioni di veneti ad intraprendere una battaglia così difficile se siete divisi? Un altro torna sullo stesso tema e dice che darebbe anche lui il suo voto a Panto, ma sente di essere in una minoranza e quindi che è un voto perso, e a questo punto meglio votare un altro partito, per esempio Lega Nord. Beh, guardi, per fare l'indipendenza bastano 700.000 veneti e il conto è presto fatto. L'indipendenza si fa attraverso un referendum che viene fatto esclusivamente sulla nostra regione. Noi per diventare liberi e indipendenti non abbiamo necessità di chiedere il permesso ad altri, esistono trattati internazionali di autodeterminazione dei popoli. Non si passa attraverso il Parlamento di Roma, ma attraverso gli organismi internazionali. Una rappresentanza politica autorevole chiede agli organismi internazionali, che possono essere l'ONU o la Comunità Europea, l'indizione di un referendum nel nostro territorio. Noi nel nostro territorio siamo 4 milioni, non siamo 5 milioni, siamo di meno, siamo 4 milioni e 7 circa. Siamo poco più di 3 milioni di aventi diritti al voto, il quorum è intorno al 1,5 milioni scarso e il 50% più 1 sono poco più di 700.000 veneti. Quindi 700.000 veneti dicono sì, noi diventiamo indipendenti. Per capire meglio che cosa chiede Panto, vediamo il filmato di Francesca Iuculano, gli sponsor di Panto. Descrivono la sua politica, dicono perché bisognerebbe votare Panto. Gianluca Panto, 45 anni, imprenditore trevigiano, in lista adesso per queste regionali, per le prossime regionali del 28 e 29 marzo, concorre per la presidenza della Regione Veneto, fa parte del Partito Nazional Veneto. Adesso andiamo a conoscere il suo impegno politico attraverso le parole di 2 militanti del Partito Nazional Veneto. Si tratta di Sabrina Tessari, che adesso concorre come consigliere regionale per il Partito Nazional Veneto per la provincia di Treviso e per la provincia di Venezia, e di Lodovico Pizzati, che è il presidente del Partito Nazional Veneto. Iniziamo subito con Sabrina Tessari. Sabrina, intanto quando hai conosciuto Gianluca? Allora, io ho avuto modo di conoscere Gianluca Panto circa 2 anni fa. E 2 anni fa ho incontrato sulla mia strada il Partito Nazional Veneto, e in un momento in cui ero veramente in una profonda crisi, nel senso che non mi vedevo rispecchiata e rappresentata da nessun partito politico in essere esistente. Gianluca Panto è soprattutto un uomo e mi voglio spiegare. Allora, è un imprenditore, dunque una persona che conosce nel territorio le problematiche esistenti per chi fa imprenditoria a tutti i livelli, dunque dalla piccola alla media impresa. È un imprenditore da generazioni. Come persona, come imprenditore, è una persona non solo con coraggio ma anche con molto intuito. Lui come imprenditore veneto ha capito che in un mondo globale la nostra popolazione ha bisogno di un programma politico diverso, radicalmente diverso dal
pachiderma che è lo Stato italiano. Quindi lui ha avuto l'intuizione di capire che il Veneto ha bisogno di intraprendere una nuova strada e ha avuto il coraggio di lanciarci di prima persona e condurci per un futuro migliore di benessere per tutti noi. Allora, siamo tornati in studio. Bressan, il futuro in un Veneto indipendentista delle scuole materne. Dunque, io sono del comitato genitori gestori delle scuole paritarie dell'infanzia, dove il 70% dei bambini del Veneto entra nei nostri cosiddetti asili. Sono paritari nel senso che offrono la stessa qualità dello statale, ma costano essenzialmente la metà in media. Sono una ricchezza del nostro territorio, ma le leggi e le regole che la politica gestisce creano invece un danno per questa società. E come funziona? Funziona che i genitori, cioè noi, dobbiamo pagare la retta e poi pagare le tasse, e quindi abbiamo un danno di 12.000 euro per bambino. Poi il personale e quindi le maestre eccetera hanno un orario di lavoro superiore di circa il 30% e uno stipendio ridotto del 20%. Questo è un doppio danno. Allora chiedo a Panto, senza pensare che lunedì ci sarà l'indipendenza, quando siederà nel Consiglio regionale Veneto, manterrà il privilegio del 30% della popolazione, delle famiglie, o invece cercherà di affrontare con equità tutto il sistema per cercare di migliorare la situazione di tutti? Bene, Panto. Mi sembra di capire che lei veda l'indipendenza come una cosa molto lontana, irrealizzabile, e quindi che non sia applicabile nel nostro programma politico, non sia possibile portare in regione questa cosa, non sia possibile avere più risorse. E vorrei ricordarle che i tedeschi della Germania Est nel 1988 non avrebbero mai pensato che nel 1990 sarebbe caduto il muro di Berlino. C'erano ancora i reticolati, c'erano le guardie che sparavano, chi cercava di scappare dall'altra parte. Il vento indipendentista soffierà in tutta l'Europa nei prossimi 2 o 3 anni e la cambierà completamente. In Scozia o quest'anno o l'anno prossimo verrà votato il referendum per l'indipendenza. Subito dopo gli scozzesi, immediatamente sono già pronti i catalani. Non so se sapete che i catalani il 15 dicembre del 2009 hanno già fatto un referendum consultivo a cui ha partecipato addirittura il 30% della popolazione, hanno votato in 110 comuni, non è stato uno scherzo, ed era un semplice referendum consultivo promosso dai 3 partiti indipendentisti catalani contro tutti gli altri partiti. Io sono convinto che quando la Scozia avrà votato e quando la Catalogna avrà votato, quello di cui noi stiamo parlando adesso sarà definitivamente sdoganato e quindi sarà possibile portare avanti un Veneto indipendente, potremo avere le risorse per portare avanti tutte le nostre nuove politiche. Queste risorse equivalgono a 20.000 milioni di euro l'anno, che corrispondono a 4.000 euro per ogni cittadino veneto, donne, bambini, uomini, anziani, neonati compresi. Noi avremo a disposizione queste risorse, quindi con le risorse disponibili potremo portare avanti le politiche che le stanno a cuore e che sinceramente mi trovano d'accordo, perché io sono d'accordo. Nella fase transitoria, se noi non arriveremo all'indipendenza, nella fase transitoria, certamente saremo favorevoli a portare avanti un discorso di questo tipo. Bisognerà vedere se ci sono risorse, temo di no. Interrompo, passiamo la linea alla pubblicità, ci rivediamo tra poco. Quindi siamo tornati in studio con il candidato Panto. Vediamo subito i nuovi SMS. Cosa dicono? Una questione specifica che ci pone un telespettatore, anzi 2. Per quanto riguarda le centrali nucleari, qual è la posizione di Panto? E inoltre anche che cosa ne pensa della privatizzazione dell'acqua? Beh, facciamogli rispondere subito. Centrali nucleari?
È una questione spinosa, cerco di essere sintetico. Noi ci siamo espressi contrari, ma non per calcolo politico. Noi produciamo una certa quantità di energia con l'idroelettrico, un'altra certa quantità di energia con il termoelettrico. Il termoelettrico abbiamo installato circa 5.000 megawatt e un altro migliaio di megawatt di idroelettrico. E il totale di potenza installata è 6.000 megawatt. Negli ultimi 10 anni, con questa potenza installata, abbiamo prodotto molta meno energia di quella che potevamo. Attualmente, mentre nel 2000 producevamo tutta la nostra energia, nel 2009 producevamo solo metà della nostra energia. Perché ne occorreva di meno? Cosa è successo? Che poiché le nostre centrali venete sono le più inquinanti d'Italia e c'è in vigore il protocollo di Kyoto, la produzione di CO2 costa in termini di sanzioni, allora le nostre centrali termoelettriche sono state messe a mezza potenza e vengono fatte funzionare le altre centrali italiane, che sono molto meno inquinanti delle nostre. Conclusione, le centrali venete sono pessime, non sono stati fatti investimenti, sono le più vecchie che ci sono le più inquinanti, le più pericolose, ci portano in casa tumori e inquinamento. Per cui io non vedo perché dovrei fidarmi di chi mi dice di voler fare le centrali nucleari quando ci ha lasciato a piedi con le nostre centrali termoelettriche, che sono la prima fonte di produzione di energia. Questa è la risposta sulle centrali, l'altra era sull'acqua. La privatizzazione dell'acqua. La privatizzazione dell'acqua, l'importante è che il bene sia a disposizione dei cittadini, quindi che sia privatizzato o no cambia relativamente poco. Se c'è un'autority che controlla potrebbe essere anche privatizzata se un privato è più efficiente. Certo, all'interno di uno Stato Italia io avrei qualche riserva, all'interno di uno Stato Veneto indipendente con un'autority pubblica che controlla l'operato dei privati forse si potrebbe privatizzare. Nel dubbio intanto lasciamola pubblica. Vediamo l'ultimo filmato, sempre di Francesca Ioculano, cosa chiede la gente al futuro governatore della regione. Cosa chiede al nuovo presidente della regione Veneto, qualunque esso sia? Che vada meglio la sanità prima di tutto. Perché? Perché va male, perché ci vogliono mesi per fare dei controlli, un intervento, una visita specialistica, così. Questa è la cosa più importante. La prima cosa è risolvere il problema del lavoro e la sicurezza, queste sono le due richieste diciamo principali da fare. Sicurezza quindi? Forse sì. È la cosa più importante? Sì, penso di sì, perché io ho un nipotino quindi penso a lui. Più sicurezza e più tranquillità, di non girarsi sempre dietro a guardare chi c'è, quello sì. Che cosa chiede al nuovo presidente della regione Veneto? Spero che porti la regione Veneto dove merita e che comunque continui a seguire una linea pro cittadino e non per far piacere tra virgolette a Roma e comunque al governo, quindi qualcosa di pro cittadino sicuramente. Non c'è niente da chiedere perché ha già fatto abbastanza e spero che faccia qualcosa in più. Allora, Maurizio Capogrosso, a parte l'ultima intervistata che dice non c'è niente da chiedere perché è stato fatto tutto, si parlava di sicurezza e di infanzia. Lei rappresenta l'associazione dei genitori delle scuole materne. La seconda parte della scuola, dalle elementari alla maturità. I genitori delle scuole cattoliche sono di fatto preoccupati. La scuola cattolica è sotto pressione, la scuola paritaria è sotto pressione e sentendo parlare il candidato presidente volevo evitare il lato monetario della questione perché lui dice dopo non ci sarà questo problema. Di fatto allora mi sorge spontanea un'altra domanda. Che spazio per la scuola paritaria, che libertà per la scuola paritaria che non c'è adesso ci sarà dopo nella visione del candidato Panto? Panto, prego. Guardi, in questo caso me la cavo con una battuta, non ce l'ho qui ma io ho in tasca una tessera di genitore iscritto alle associazioni delle scuole cattoliche. Quindi vi diamo tutto lo spazio che volete
il vostro ruolo nella società per noi è fondamentale, non lo facciamo per calcolo politico, ma perché vediamo l'utilità della vostra presenza nel territorio, è un'utilità fondamentale, io ci tengo che voi ci siate, le mie figlie frequentano scuole di questo tipo, i risultati li vedo, risultati non solo dal punto di vista scolastico, dal punto di vista del rendimento, ma per quanto riguarda la formazione della persona. Questo è un periodo fondamentale nella vita di una persona. Io mi sono formato come persona molto in quel periodo là, sento di aver preso moltissimo da quel periodo, è un periodo fondamentale della nostra vita. Se non ci formiamo lì, poi non siamo uomini come all'interno di una società moderna, libera, giusta. Valentina, ancora SMS, cosa dicono? Sì, vi segnalo due questioni, una di tipo politico, una invece di tipo sociale. Giovanna da Treviso, una mamma che lavora, ha chiesto il part-time ma dovrà abbandonarlo, dovrà tornare a tempo pieno perché uno stipendio non basta più. E allora chiede come mai non c'è una legge che tuteli i lavoratori. Mentre invece una questione di tipo politico, quali sono esattamente le differenze di posizione tra Panto e Silvano Polo? Viva le mamme, che posso dire? Può sembrare scontato, no? Può sembrare demagogia, calcolo politico. Noi ci ispiriamo al modello francese, le famiglie hanno troppe poche risorse. Pensiamo per esempio agli assegni familiari che arrivano ad un lavoratore italiano e agli assegni familiari che arrivano ad un lavoratore francese. La differenza è considerevole, non credo che sia solo un aspetto di risorse, penso che sia un fatto di mentalità, bisogna rompere un po' questi schemi e iniziare a portare avanti delle politiche. La seconda domanda? Per quanto riguarda, noi ci siamo presentati alle elezioni come partito indipendentista, riteniamo di avere una posizione chiara, ci sono anche altri gruppi, siamo in contatto, abbiamo tentato anche delle alleanze. Siamo stati anche contattati da questa formazione parallela, alternativa, non so come definirla, però tardivamente noi abbiamo deciso di partecipare a queste elezioni già l'anno scorso, avevamo messo a punto il simbolo, avevamo messo a punto il programma, non ci sono grandissime differenze ideologiche, salvo che noi ci riteniamo, non vogliamo portare avanti un'idea etnica, un'idea xenofoba dell'indipendentismo veneto, siamo per l'integrazione, siamo per questo aspetto della società. Alessio Antonini, giornalista del Corriere Veneto, che cosa vuoi chiedere? Sì, no, la mia era più che altro una curiosità, si era parlato di Veneto indipendente, quindi di Stato autonomo, attraverso un referendum con la raccolta di 700.000 firme circa, ecco però, poniamo caso, io sono un po' scettico sulla possibilità di un Veneto indipendente, però poniamo caso che questo avvenga. Uno Stato tendenzialmente ha delle caratteristiche, c'è una lingua comune, c'è un esercito, c'è un sistema fiscale, un sistema di polizia interna e c'è una moneta. E poi ci sono degli accordi internazionali. Quale sarebbe la moneta di questo Stato Veneto e che accordi ci sarebbero? Sarebbe uno Stato Veneto dentro l'Europa, fuori dall'Europa? Noi auspichiamo uno Stato Veneto dentro l'Europa, auspichiamo che possa adottare l'euro e non vedo che problemi ci possano essere, ci sono degli Stati europei che hanno la nostra stessa dimensione, le posso citare la Norvegia per esempio, le posso citare la Finlandia, sono stati che hanno circa 4 milioni e mezzo di abitanti, hanno un prodotto interno lordo elevato, molto superiore al nostro, per cui noi possiamo ambire tranquillamente a una condizione analoga. Piero Ruo, giornalista e scrittore. Due domande, una che riprende anche quello che aveva chiesto il collega Antonini, è una curiosità più che altro. Quale sarebbe secondo lei la lingua ufficiale di questo nuovo Stato? Ma ripeto, è solo una curiosità più che altro legata al fatto che di lingue venete ce n'è più di una, no, se vogliamo. E la seconda invece, come pensate da una parte di riuscire a ridurre le tasse e dall'altra a riorganizzare tutta la macchina burocratica? Voglio dire, a me piacciono i sognatori
perché comunque se non ci fossero i sogni non si realizzerebbe mai nulla. Però cioè, l'impresa mi pare titanica sotto questo punto di vista. Guardi, bisognerebbe, io le rispondo così, come i veneti faranno lo Stato indipendente, porteranno a termine la loro riorganizzazione burocratica, così come l'ha fatto la Slovenia, così come l'ha fatto il Montenegro, così come l'ha fatto la Repubblica Ceca, così come l'ha fatto la Lituania, così come l'ha fatto la Groenlandia. Questi sono tutti stati che hanno ottenuto l'indipendenza negli ultimi anni recenti, quindi non ho visto particolari difficoltà, non vedo perché i veneti non potrebbero farlo. Per quanto riguarda la lingua, penso alla Slovenia, dove le lingue ufficiali sono lo sloveno e in alcuni comuni anche l'italiano è lingua ufficiale, penso per esempio al comune di Capodistria o di Buia. Quindi noi veneti adotteremo l'italiano come lingua ufficiale, dopodiché c'è la speranza, la possibilità, l'aspirazione che anche il veneto, oltre all'italiano, possa avere una valenza di lingua ufficiale. Il veneto è riconosciuto come lingua, non lo diciamo noi che siamo, tra virgolette, indipendentisti, ma lo dicono gli studiosi, gli universitari, lo dicono organizzazioni internazionali quali l'UNESCO. Esiste questa lingua veneta, fa parte del nostro patrimonio, non mi piace l'utilizzo politico della lingua veneta, la lingua veneta deve poter essere utilizzata nel nostro territorio, studiata tanto quanto l'italiano, possiamo fare delle lezioni in italiano, in inglese, in cinese, in veneto. Bressani, in attesa che i piccoli delle scuole materne crescano e imparino anche la lingua veneta, ammesso che ancora che ci sarà una diffusione, cosa rimane da chiedere a Panto? No, io volevo chiedere il rapporto che c'è, che lui pensa di attuare con comitati di persone o con gruppi organizzati di persone che diventano competenti in una certa materia e diffondono notizie e muovono la gente. Noi abbiamo proposto io propongo a tutti gli ascoltatori di annotarsi quel sito che c'è in sovraimpressione e di prendere in quel sito una lettera da spedire a tutti i candidati a queste regionali. Questo è un modo di non subire politica e di invece promuovere vera politica. E chiedo anche a Panto come mai non ha sottoscritto interamente i 4 punti che noi abbiamo inviato a lui come a tutti per parificare, per fare un piccolo passetto in avanti, per far passare il contributo regionale da 16 euro a 30 euro, un pochino quasi come i comuni veneti, la maggior parte dei comuni veneti che offrono 36 per bambino al mese. Ecco. Bene, Panto? Lei ce l'ha mandato questo documento perché... Sì, alcuni dei vostri candidati mi hanno risposto e mi hanno avuto risposte diversificate e, ecco, ma non hanno nessuno la proposta è quella di raddoppiare il contributo regionale. Ma non mi trovo particolarmente contrario, adesso possiamo consultarci un attimo, aprire una tavola rotonda, andare avanti con il confronto, capire meglio quali sono le vostre esigenze. Mi riservo di verificare meglio le vostre richieste e di approfondire il problema. Mi sembra un tema importante, un tema che va affrontato, va studiato, va approfondito. Ecco. Capogrosso. Sì, noi come AGESC siamo anche rappresentanti della formazione professionale. Credo che nella nostra regione la formazione professionale sia un grosso patrimonio, con le stesse difficoltà di tutte le scuole paritarie e in questo momento particolare storico. Panto, come vede questo patrimonio del Veneto? Ma le scuole professionali, sì, concordo con lei. Potrei dire anche che io sono un industriale, faccio parte anche dell'Associazione Industriali di Treviso
e l'Associazione Industriali sta portando avanti una campagna di tutela della formazione professionale, perché gli stessi industriali vedono che c'è una riduzione di interesse dal punto di vista delle iscrizioni da parte dei ragazzi nei confronti delle scuole professionali. C'è una sorta di imborghesimento, una sorta di trasformazione, c'è questa mentalità crescente per cui i ragazzi dovrebbero fare scuole di altro tipo, mentre le scuole professionali tendono un attimino ad essere abbandonate. Questo porta ad un impoverimento della società nel suo complesso. Bisogna lavorare anche per preservare questa parte, questo aspetto. Dal zio. Sì, cioè, ho sentito parlare di scuola, si è parlato molto. Io però penso che la nostra scuola pubblica, per esempio per quanto riguarda le ex elementari, è riconosciuta a livello europeo come una scuola di assoluta qualità. Allora io rispetto il pensiero, le opinioni di tutti, però lei non pensa che invece che ridurre le risorse per la scuola pubblica e laica, come invece sta facendo questo governo, bisogna investire maggiormente sulla scuola? Ci sono oggi molte scuole superiori che stanno vivendo delle difficoltà enormi. A proposito, c'è stata una protesta a Venezia. I ragazzi sono costretti, i genitori dei ragazzi sono costretti a comprarsi, la banalizziamo, la carta igienica, ma per dire la reale situazione qual è. Allora, primo, la scuola pubblica io credo che sia un valore, vorrei capire anche laica se altrettanto il candidato presidente Panto è d'accordo e cosa ne pensa in merito. Seconda cosa, a me anche questo, seconda domanda, sembra un po' facile questa storia, diciamo così, dell'indipendenza, lo dico con profondo rispetto. Mi risulta che ci sia una carta costituzionale nel nostro paese che preveda, come dire, che il suolo, la Repubblica Italiana, è indivisibile. Allora, come pensa di risolvere questo piccolo particolare, insomma, poi sapendo anche che la nostra Carta Costituzionale per quanto riguarda le tasse non parla di proporzionalità, parla di progressività. Panto, due insomma. domande, la Quindi prima tante cose. è sulla scuola pubblica e laica e la seconda è sull'Italia indivisibile. Sapendo soprattutto la qualità, penso che per esempio per quanto riguarda la scuola elementare è riconosciuto che è una scuola di assoluta qualità. Bene. Ma io trovo contraddittorie le sue definizioni, perché lei si lamenta di una scuola pubblica che non funziona e poi quando c'è un partito politico che porta avanti un percorso per avere più risorse per tutti i cittadini, per tutti i servizi, e tra questi servizi c'è anche la scuola, non vedo come lei possa conciliare una politica nazionalista, quella italiana, che prevede lo svuotamento di risorse nei confronti dei cittadini veneti e poi pretendere che ci siano a disposizione risorse per portare avanti una scuola migliore. Quindi è qui il punto. Secondo noi lo Stato Italia non è riformabile, perché ci sono poteri forti che contrastano questa condizione. Lei mi parla di Carta Costituzionale, io la richiamo ai principi internazionali di autodeterminazione dei popoli. Ogni popolo ha il diritto di autodeterminarsi ed autogovernarsi. Questi sono principi internazionali che l'Italia ha sottoscritto. Esiste il patto di New York, fatto dalle Nazioni Unite, a cui l'Italia ha aderito e ha fatto una legge nel 1977. Noi come popolo veneto siamo riconosciuti, c'è scritto nell'articolo 2 del nostro statuto, riconosciuto dalla Repubblica Italiana. Ci sono due popoli in Italia riconosciuti, uno è il popolo veneto, l'altro è il popolo sardo e sono riconosciuti per legge, noi siamo popolo perché c'è scritto negli statuti. Detto questo, essendo noi popolo abbiamo diritto di autodeterminarci, chiedere alla comunità internazionale la propria indipendenza, che ci sia o che non ci sia la Costituzione italiana. Nel momento in cui noi diventeremo indipendenti, come hanno fatto la Slovenia, il Montenegro, la Repubblica Ceca, la Lituania, come farà la Scozia, come farà la Catalogna e come farà tutta l'Europa nei prossimi anni. La Slovenia come il Montenegro e come la Serbia.
No, il processo che ha portato lì non no, attenzione perché il Montenegro non c'entra, sia un non processo divertente. non confondiamo le guerre religiose, che non c'entrano nulla. Non è stata una guerra religiosa, lo sa bene il Montenegro è diventato indipendente pacificamente e la Slovenia anche, perché la guerra non c'è stata in Slovenia, non c'è stata in Montenegro, non c'è stata in Repubblica Ceca, non c'è stata in Lituania, poi non si capisce noi veneti come potremmo fare la guerra, non abbiamo nessun esercito, quindi non possiamo dichiarare la guerra a nessuno. Torniamo a problemi un po' più concreti, nel senso che sono quelli che chiede la gente. Negli sms spira spesso la parola anziani e ancora una volta la parola solidarietà. Bonato, siamo una regione che ha grossi problemi sotto questi aspetti? Sì, beh, quello della solidarietà è un principio che c'è nella Costituzione, oltre che nella radice interiore del volontariato, no? E è una ricchezza, una dote che unisce le persone e le fa lavorare volentieri a servizio, quindi è un valore e il valore va anche coltivato. Ecco. Noi vediamo nella realtà del Fondo di Solidarietà, che è una realtà presente in molte diocesi italiane, nel Veneto è presente a Vicenza, a Padova, a Rovigo, a Chioggia. Ecco. Questa realtà fa sì che si confrontino. Prima ho apprezzato molto quando lei ha detto che le persone che cercano lavoro dovrebbero avere il consulente, cioè vanno incontrate, vanno consigliate. No? Ecco, il lavoro che si fa è quello di incontrare le persone, ascoltarle, cercare di capirle, però sostanzialmente aiutarle, perché il meccanismo della nostra realtà del lavoro è che i primi a essere espulsi sono i più deboli e i più deboli sono gli stranieri. Quindi che cosa vuole chiedere? Ecco, quello che voglio chiedere è questo, cioè questo sapendo che la realtà è questa, ecco, quindi che è un valore da coltivare, l'indipendentismo sa farsi carico del valore della solidarietà, del legame, dell'unione anche etnico, va bene, oppure no? Dipende da che partito porta avanti il processo indipendentista, perché ci sono partiti indipendentisti nazionalisti etnici e poi ci sono partiti indipendentisti moderati, come riteniamo di essere noi, che rivolti all'integrazione. Noi non vogliamo diventare ed essere etichettati come i pacchiani nostalgici del tanco o i gentilini di turno che salgono sul palco a dire peste e corna degli immigrati. Se ci sono queste persone nel nostro territorio che hanno dei problemi, i problemi nascono dal fatto che non sono gestiti e non sono risolti, non sono affrontati. Certo, non tutti i problemi possono essere facilmente risolti, nessuno ha la bacchetta magica, però se una società moderna vuole arrivare ad essere una società libera, felice, equilibrata, deve affrontare questi problemi, mettersi sul tavolo con tutte le parti sociali, vedere quali sono le soluzioni per portare avanti delle politiche che possano aiutare. Adesso ci sono un sacco di immigrati, loro sono i primi a perdere il lavoro, immigrati che sono arrivati qui, che hanno dei figli che parlano italiano, che sono nati qui. Con questi aspetti della nostra società dobbiamo fare i conti e trovare delle soluzioni. Noi non ci tiriamo indietro, ecco, questo voglio metterlo in chiaro. Schiavone, in una scuola come quella che lei frequenta, sicuramente c'è una componente multietnica, c'è anche integrazione. E come vede questo che sta accadendo con quello che potrebbe succedere? Sicuramente portare il cambiamento da uno Stato come quello dell'Italia a uno Stato regionale, uno Stato veneto, porterà secondo me dal punto di vista dell'immigrazione, dell'essere multietnico in una scuola a altre difficoltà. Secondo me potrebbe portare a una mentalità ancora più negativa rispetto agli immigrati. Questo secondo me è il mio parere. Poi vorrei fare una domanda sui giovani. Noi sappiamo tutti che noi veneti abbiamo la cultura dell'intraprendere, è intrinseca nel nostro DNA. Quali sarebbero le sue politiche, le sue iniziative riguardanti gli imprenditori giovani, i giovani imprenditori? Ma guardi, per quanto riguarda gli stranieri che sono presenti nel nostro territorio, io penso che quando avranno la possibilità, tra virgolette, di salire sul carro dei vincitori non si tireranno indietro. Io penso e sono sicuro che gli immigrati e gli stranieri auspicano come noi un Veneto indipendente, perché questo migliorerebbe di gran lunga le loro condizioni. Noi come Partito Nazionale Veneto siamo in contatto con le principali comunità straniere, penso per esempio ai rumeni che ci stanno in questo momento guardando da Padova,
che è la comunità più numerosa nel Veneto. Noi siamo con loro, li conosciamo bene, consideriamo il fatto che la provincia di Treviso è gemellata con Timisoara in Romania, sono presenti moltissimi legami di vario tipo con questo territorio, non vedo quali siano i problemi, insomma. Noi vogliamo creare uno Stato migliore e quindi siamo all'interno di un'Europa dei popoli, quindi libera circolazione di mezzi e di persone. Per quanto riguarda l'imprenditoria giovanile, credo che il Veneto si meriterebbe una scuola di management, di business administration, una scuola di imprenditoria di alto livello, basta andare a Milano, basta andare a fare la Bocconi, c'è già una scuola a Vicenza, si può lavorare di più da questo punto di vista. Noi dobbiamo essere la città metropolitana del futuro, al centro dell'Europa, ci dobbiamo arrivare, ci credo io qui. Valentina, qualche sms è arrivato? Sì, vi segnalo in particolare Orazio che ci scrive da Padova e che ci sottolinea come per lui la cosa essenziale sia la scuola pubblica, l'acqua. Ma ne abbiamo già parlato, mi pare che le risposte sono state date. Moroni che rappresenta l'università, quindi un mondo che è in difficoltà in questo momento ma che spera di avere un futuro davanti. Cosa... Scusatemi, io volevo fare una domanda riprendendo un po' anche il discorso della scuola pubblica, superandolo però. Lei prima ha detto che i suoi figli fanno una scuola paritaria, suppongo cattolica, se... Sì. Però c'è un problema su questo perché i ragazzi che io vengo qui a rappresentare e che collaborano con me spesso vengono da famiglie che non potrebbero essersi permessi una scuola cattolica o paritaria e che quindi sono andati alla scuola pubblica. La mia domanda è, riprendendo il discorso della scuola pubblica e riprendendo anche il discorso dell'università, come l'università deve essere un posto aperto a tutti e che deve diventare quindi pubblico e di ampie vedute e anche di ampi ingressi da tutti gli strati della società, e quindi riprendendo anche una frase che arriva da una canzone forse di qualche anno fa, anche il figlio dell'operaio può diventare dottore ancora anche in questo futuro di nazione veneta che lei propone, o ci saranno i figli degli imprenditori che potranno permettersi un futuro migliore, un futuro da imprenditori o da classe dirigente, e i figli degli operai che rimarranno a fare gli operai e che quindi non ci sarà una scalata sociale. È stato abbastanza chiaro, mi pare. No? Guardi, ho fatto solo scuole pubbliche, lo premetto questo, credo che le scuole pubbliche ai miei tempi fossero molto migliori di questi tempi. Mi sono laureato nel 1990, quindi ho fatto il mio liceo finito nell'83, la mia università nella seconda metà degli anni 80. Erano molto migliori. Mi dispiace che ci sia stato, mi dispiace, questa è una perdita per la società e ne sono convinto che le scuole pubbliche attuali siano ad un livello più basso. In uno Stato veneto, moderno, indipendente deve esserci spazio per tutti, non è negando l'identità altrui che tu riesci a portare avanti e a salvaguardare la tua propria identità. Quindi se ci sono delle realtà e delle identità diverse, deve coesistere in una società efficiente sia la scuola pubblica sia la scuola privata, ed entrambe devono avere un livello di efficienza paragonabile, devono poter essere anche in competizione l'una con l'altra, perché la competizione favorisce il miglioramento, favorisce il confronto, e quindi io non sono affatto contrario all'esistenza di una scuola pubblica. Ruo. Lei prima ha detto che pur essendo indipendentista lei non è un nostalgico del Tanco, per chi non se lo ricordi, di quel gruppo che salì sul campanile di San Marco. Però ho visto sul vostro sito che tra i vostri sostenitori c'è Fausto Faccia, il quale spiega perché voto per il Partito Nazional Veneto. Ma lei, non so se lei è stato a visitare la fabbrica di Fausto Faccia, io ci sono stato prima delle note vicende, ho trovato dei prodotti di altissima tecnologia, ho trovato delle macchine
che solo lui costruisce in Europa, delle macchine splendide che vengono utilizzate nella zootecnia, delle sorte di miscelatori che poi danno da mangiare agli animali, che lui si apprestava a vendere in tutto il mondo. Fausto Faccia è una persona di grandissima cultura, un grandissimo imprenditore, un grande tecnico, io sono onorato che si sia espresso in questa maniera. Antonini. Finora abbiamo parlato di un Veneto indipendente, della sua possibilità di essere eletto governatore. Se invece le elezioni andassero diversamente da come immagino spera, cioè diventasse consigliere o peggio ancora rimanesse fuori dal Consiglio regionale, ecco, nel caso in cui entrasse nel Consiglio si troverebbe all'opposizione o più vicino al governo, che con buona probabilità sarà o nelle mani della coalizione del centro-sinistra o nelle mani della coalizione guidata dalla Lega? Noi siamo contrari alla politica antagonista, alla politica dei no, al qualunquismo, alle lotte. Se ci sono delle buone idee noi stiamo con tutti, se ci sono delle cattive idee noi siamo contrari a tutti. Noi non siamo né di destra né di sinistra, o meglio siamo sia di destra che di sinistra, perché il nostro obiettivo principale è quello di raggiungere l'indipendenza. Noi non stiamo quindi, noi stiamo in alto, osserviamo quello che succede, partecipiamo alla vita pubblica e se ci sono delle buone idee cerchiamo di sostenerle. Nella fase transitoria naturalmente finché non... Valentina, ancora SMS? Sì, ancora sulla scuola, questa volta sui professori che se ne fregano, a detta dei nostri telespettatori, dell'importanza del proprio ruolo, quindi la colpa in questo caso viene data a loro. Invece una questione specifica, come pensa di trattenere le tasse provenienti dai cittadini veneti senza che Roma le prelevi? Beh, non so, sulla prima questione mi sembra una cosa un po' personale, non so, adesso una lotta, vabbè, un parere. Io non penso che ci siano, cioè ci saranno professori che se ne fregano e ci saranno quelli che non se ne fregano, insomma, no? Come in qualunque sono punti di vista, lotte particolari, insomma, non vedo una problematica generale in questa domanda, perdonatemi. Forse andrebbe riformulata, andrebbe approfondita un po' la questione in un'altra maniera. Per quanto riguarda lo Stato Veneto, una volta costituito avrà il proprio regime fiscale, quindi sarà completamente indipendente da Roma, non dovrà più versare le tasse a Roma. Stiamo andando verso la conclusione. Mi pare che Moroni volesse aggiungere qualcosa alla domanda che aveva fatto, velocissimo. Ma sì, se posso aggiungere un attimo, rimanendo sempre sul discorso di prima verso l'università. Non so se lei ha presente una delle ultime iniziative proposte dalla Regione Veneto in collaborazione con una banca nota veneta, per la quale si fanno questi prestiti fiduciari agli studenti. Tornando sul discorso di prima, appunto di aiutare i giovani comunque che vengono da situazioni, chiamiamole disagiate, comunque che non possono permettersi una scuola superiore e un'università, lei cosa ne pensa di questi chiamati adesso prestiti fiduciari, ma che sarebbe il cosiddetto prestito d'onore, che provoca un indebitamento precoce nello studente, dato che questo penso lo sappia su questo. Posso risponderle con una domanda? Secondo lei in uno Stato veneto indipendente ci saranno ancora questi prestiti fiduciari o ci saranno finanziamenti a fondo perduto per gli studenti disagiati? Stando ai suoi calcoli sì, ma... Ecco la risposta è venuta da sé. Antonini, ancora qualcosa? Nel campo economico, oltre al il disavanzo finanziario derivato dalle tasse, un Veneto indipendente probabilmente erediterebbe anche parte, so che non se ne parla più, ma erediterebbe in parte il debito pubblico italiano. Ecco, come ci si comporterebbe in questo caso? Guardi, abbiamo una risposta per qualsiasi delle vostre domande cattive. Innanzitutto è facile che facendo dei conteggi gli italiani debbano pure restituirci dei soldi. Comunque noi ci rifacciamo all'esperienza di quella degli altri stati, insomma, no? E quindi seguendo l'esperienza degli altri stati il debito pubblico resta in capo allo Stato principale. D'altro canto il debito pubblico poi sono titoli di Stato e quindi il debito resta in mano a chi Siamo proprio alla conclusione, velocissimo, da zio.
dire, un po' facile questa cosa, insomma, per cui no, io comprendo. No, scusi, abbia insomma, pazienza, il debito pubblico il ce l'ha in debito mano pubblico. chi ha i titoli di... Lei Sì, ha dei sì, bot, no, ma se lei pretende se lei che lo diventa Stato indipendente... si accoglie gli onori e gli oneri anche. Non No, credo calma, che allora sia se lei ha dei possibile, bot in francamente. tasca dello Stato Italia, Detto se li questo, tiene, cioè perché? In caso dei divorzi si ereditano i debiti in parti uguali, probabilmente un 22esimo. No, ma non avete capito cosa vuol dire il debito pubblico, ok? Lo Stato Italia ha il debito pubblico e quindi emette titoli di Stato. Chi ce li ha i titoli di Stato? Ce li ha lei, ma ci sono anche cittadini stranieri che hanno i titoli di Stato. Si fa l'indipendenza, i titoli di Stato restano in mano a chi ce li ha. Ok, fine. Poi bisognerà vedere se lo Stato Italia è in grado di rimborsarli. Siamo arrivati davvero alla conclusione. Ru, vuoi chiudere? No, devo dire, mi pare che abbia cercato di rispondere a quasi tutto Panto, salvo la domanda su Faccia e sui Tanco, ha scantonato abilmente, ma del resto abbiamo capito che è molto bravo. No, un'ultima domanda, perché lei è così... Che siamo chiusi. Sì, no, solo perché lei è così odiato dalla Lega? Non so se sono odiato dalla Lega, credo che la Lega in questo momento abbia un disperato bisogno di consenso, abbia un disperato bisogno di superare enormemente questo 30% tanto agognato. Li vedo in una situazione un po' di fibrillazione, secondo me non avranno tutto questo scoppio elettorale che si aspettano, anche se dovessero restare sulla stessa condizione elettorale o poco più sopra sarebbe già un fallimento, insomma. Ecco, siamo arrivati davvero alla conclusione. La serata di questa sera va come ospite il candidato alla presidenza della Regione Veneta, Gianluca Panto. Noi abbiamo proprio finito, ci rivediamo la prossima settimana con gli ultimi due candidati ancora da presentare, Bortolussi e Zaia. A tutti i nostri telespettatori buonanotte e arrivederci a giovedì prossimo.